GR, giornale radio della Puglia. A Lecce la visita del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della consegna dei diplomi agli allievi delle scuole dell'aeronautica. Il caro energia si può combattere anche con comportamenti più appropriati dal punto di vista dell'efficienza e con la giusta formazione anche a scuola. Stabilizzazione dei precari delle autorità di bacino centrali nella gestione dell'emergenza idrica. I sindacati scendono in piazza a Bari. Gabriella Genisi e Pino Aprile tra gli insigniti del premio Fasano a Cellino San Marco nel ricordo del maestro ceramista Nicola Fasano. Buongiorno e ben ritrovati con il giornale radio della TGR Puglia da Andrea Tedeschi con la collaborazione tecnica di Alessandro Grasso. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo 6 anni torna a visitare Lecce per la consegna dei diplomi agli allievi delle scuole di volo dell'aeronautica militare. Per noi lì c'è Gianluca Lovagnini. Sì, la cerimonia si sta concludendo proprio in questi minuti. Gli onori al Presidente della Repubblica concludono questa rassegna. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella era arrivato qui in Piazza Duomo alle 11:15, ha passato in rassegna il picchetto d'onore dell'aeronautica, ha salutato alcuni bambini delle quinte elementari di 2 scuole di Lecce e ha presenziato alla consegna dei 48 brevetti agli allievi che hanno concluso il corso di pilotaggio presso le scuole di volo dell'aeronautica, consegnati dal Ministro della Difesa Guerini e delle più alte cariche militari. Fra i brevettati anche gli elicotteristi dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. C'è stato anche il passaggio spettacolare di 4 velivoli T-346 in dotazione alla scuola di volo salentina, la rassegna organizzata dal 61esimo Stormo dell'aeroporto di Galatina, e proprio in questo momento il Presidente della Repubblica sta lasciando Piazza Duomo fra gli applausi degli accorsi qui alla cerimonia, una cerimonia chiaramente blindata con imponenti misure di sicurezza. Tutte le strade attorno a Piazza Duomo sono state bonificate. Da Lecce, Gianluca Lovagnini, TGR Puglia. E grazie Gianluca, cambiamo pagina. La difficile situazione attuale in tema di rincari energetici impone anche comportamenti in linea con il risparmio delle risorse. Una campagna informativa RAI mira a fornire consigli a tutti i cittadini. 10 consigli utili e facili da applicare nella vita quotidiana per usare l'energia nel modo giusto evitando gli sprechi. Si chiama La Giusta Energia, la campagna informativa RAI, nata con lo scopo di aiutarci a capire cosa possiamo fare in concreto per contribuire al risparmio energetico. A partire dall'elettricità, usa la luce giusta è il primo consiglio, un invito ad adoperare correttamente l'illuminazione a seconda delle necessità. Scegli la doccia, ridurre la durata e la temperatura dell'acqua sanitaria può servire a risparmiare energia. Non restare in stand-by, lasciare gli elettrodomestici in questa modalità porta maggiori consumi. Trova la giusta temperatura per riscaldamenti e aria condizionata per consumare meno gas ed elettricità. E ancora cambia aria, ma non troppo. Tenere le finestre aperte troppo a lungo favorisce la dispersione del calore. Sbrina il freezer e risparmia in cucina cercando di ottimizzare i metodi di cottura. E poi chiudi le finestre accostando le tapparelle in estate per mantenere la casa fresca. Non trascurare la manutenzione perché gli oggetti ben tenuti funzionano meglio, consumano meno. E infine spegni la luce se non ti serve. Piccoli accorgimenti che possono fare davvero la differenza. Chiara Merico, TGR Puglia. E molto si può fare anche efficientando le nostre abitazioni, così come le imprese possono produrre energia utilizzando gli immobili a disposizione. Sono i consigli quotidiani, le buone pratiche, c'è anche la possibilità di rifare i nostri appartamenti o interi palazzi seguendo quelle che sono le buone pratiche attraverso per esempio gli impianti fotovoltaici o le pompe di calore. Io sono con il professor Riccardo Amirante, docente del Politecnico di Bari di sistemi energetici. Professore, quali sono i consigli per efficientare vecchi edifici per esempio? Sicuramente c'è l'opportunità del modello unico semplificato, in vigore dall'8 settembre 2022, consente l'installazione fino a 200 kW di fotovoltaico. Si può installare anche su palazzi a valore storico, purché non si abbia una percezione estetica dagli spazi pubblici, quindi deve essere ben integrato col fabbricato. Questo è un dovere e oltretutto abbiamo anche degli incentivi che scadono a dicembre 2023 che possono consentire grosso modo a tutti di dotarsi di un sistema di produzione dell'energia per rendersi autonomi da un punto di vista energetico. Per le aziende invece quali sono i consigli per risparmiare energia?
Chi ha disponibilità di spazio, di superficie, ovviamente il solare è la prima alternativa, la più comoda, la più conveniente, ma esistono altre tipologie, per esempio se avessero disponibilità di biomassa, una valorizzazione delle biomasse, come per esempio avviene nei frantoi, è opportuno. Sicuramente anche l'eolico in alcune zone, parlo del mini eolico, quindi quello senza una grossa percezione, può essere una soluzione possibile. Teresa Fabbricatore, TGR Puglia. E la transizione ecologica si impara fin dai banchi di scuola, dove si possono formare anche i professionisti che dovranno attuarla, come succede a Taranto. Quella odierna potrebbe rivelarsi in futuro una data importante per l'economia e per la scuola. Infatti oggi in tutta Italia nascono 26 licei per la transizione ecologica e digitale. Uno di questi in Puglia, a Taranto, non a caso città bisognosa di svoltare verso una nuova economia rispettosa dell'ambiente. Ebbene, la sperimentazione comincia oggi con il liceo Battaglini, che ha assunto questo impegno della creazione dei nuovi licei tecnologici, con visite guidate di alcune classi al Castello Aragonese della Marina Militare e al Parco delle Pale Eoliche. Gli studenti, insomma, da oggi si misurano anche con il futuro energetico e con lo sviluppo economico del paese. Salvatore Catapano da Taranto per il TGR Puglia. Rincari energetici che stanno facendo schizzare in alto anche i prezzi del cibo, a partire dal pane. Sino a 15 anni fa il prezzo del pane era imposto, saltati tutti i vincoli abbiamo assistito ad una diversificazione che ha riguardato l'intero paese. Al sud comunque il prezzo del pane è risultato sempre inferiore rispetto al nord e la situazione rimane uguale pur con i rincari a cui assistiamo dall'inizio dell'anno. Coldiretti ha recentemente messo in evidenza le distorsioni di un sistema che non riesce a trovare soluzioni alternative all'aumento dei prezzi, indicato nel 14%. In Puglia un chilo di pane di grano tenero, compreso a fine 2001 tra i 2,70 e i 3,50 euro, oggi può arrivare sino ai 5,50 con le produzioni più elaborate. Anche il pane di grano duro, portacolori della Puglia, nel nome di Altamura, venduto all'inizio dell'anno tra i 2,60 e i 2,80 euro, a febbraio è passato a 3,20 al chilo, ma presto subirà anch'esso nuovi aumenti. I costi dell'energia figurano come causa principale dei rincari, ma per molti, nel caso specifico, presunte speculazioni su grano e farine andrebbero approfondite. Michele Peragine, TGR Puglia. La cronaca, c'erano anche le foto del boss statunitense Al Capone su alcuni dei panetti, dei 24 panetti di cocaina purissima del peso complessivo di 26 kg sequestrati dai militari della Guardia di Finanza a San Severo. La droga era nascosta nell'auto con targa svedese di 2 cittadini albanesi di 35 anni arrestati con l'accusa di traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Si tratta del più importante sequestro di cocaina in capitanata negli ultimi 20 anni. Avrebbero tentato di rapinare un adolescente picchiando anche un suo amico intervenuto in sua difesa. È accaduto nella piazza della stazione centrale di Bari, dove i carabinieri hanno arrestato per tentata rapina e violenza privata un 24enne e un 25enne, entrambi baresi. I due sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre una collana al 16enne e sono stati posti agli arresti domiciliari. Sindacati della funzione pubblica in piazza a Bari per chiedere la stabilizzazione dei precari dell'autorità di bacino, che sostengono che diventerà sempre più cruciale a causa del cambiamento climatico. La siccità dell'estate e poi le alluvioni, il rischio idrogeologico e la sicurezza dei cittadini. Con il cambiamento climatico questi temi sono destinati a ricoprire sempre maggiore importanza nell'agenda dello Stato. Della difesa del territorio si occupano le autorità di bacino distrettuali. Quello dell'Appennino meridionale è uno dei distretti idrografici italiani più estesi, bagnato da Tirreno, Ionio e Adriatico. Davanti alla prefettura di Bari il sit-in dei sindacati per chiedere la stabilizzazione del personale precario dell'ente. Sentiamo Paolo Camardella, esecutivo nazionale, funzione pubblica CGIL. Per mettere in luce il grave problema di 17 dipendenti del distretto dell'Appennino meridionale, autorità di bacino, che a tutt'oggi, nonostante abbiano tutti i requisiti previsti dalla legge, rimangono precari. Di questi, ben 13 sono pugliesi. Dopo l'incontro in prefettura, i sindacati chiederanno di parlare con il nuovo ministro dell'Ambiente per far sì che vengano allocate nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie per assumere i precari, che ancora non sono previste, con il rischio per i lavoratori di perdere il posto e per l'autorità di trovarsi sguarnita di preziosi specialisti. Carlotta Balena, TGR Puglia.
Le tecnologie quantistiche sono la base della fisica del futuro. A Trani in questi giorni si tiene la prima Quantum School organizzata dall'Università di Bari. Molto suggestivo, poi il clima è favorevole. Affascinante poter discutere di argomenti di scienza, però in un luogo all'aperto. Il panorama, il contesto rendono tutta la conferenza e gli eventi previsti molto più piacevoli. È di una comunità scientifica che si ritrova anche al di fuori delle mura accademiche. Sono rimasta impressionata dalla bellezza e dalla completezza delle lezioni che stiamo seguendo. Al via Trani è la prima edizione della scuola estiva internazionale dedicata alle tecnologie quantistiche. Paolo Facchi, professore di fisica teorica all'Università di Bari. La fisica quantistica è la fisica che descrive il mondo microscopico, degli oggetti microscopici, degli elettroni, dei protoni. Docenti, giovani ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento per una 7 giorni di full immersion a Palazzo Beltrani. Sentiamo il direttore Nichi Battaglia. Dal 2019 che sono iniziati i lavori preparatori a questa Summer School, poi diciamo che il mondo è cambiato completamente, ma siamo riusciti comunque a portare a termine questo evento. Lezioni teoriche e laboratori, alcuni anche aperti al pubblico, dislocati tra gli scorci più suggestivi di tutto il territorio. Ci sono delle escursioni, andranno verso Castel del Monte, scopriranno delle altre strutture, degli agriturismi, ci saranno delle cene in agriturismo con prodotti tipici. Sì, mi ha incuriosito molto fare una passeggiata qui all'aperto e magari sentire qualcosa di nuovo, di interessante. Giusy Utano, TGR Puglia. A Cellino San Marco torna il premio intitolato al ceramista Nicola Fasano, ospitato nella tenuta di Albano. 2 talenti made in Puglia, come la creatrice di Lolita Lobosco Gabriella Genisi e lo scrittore e giornalista Pino Aprile, ma tra i premiati c'è anche la siciliana Catena Fiorello e poi nomi eccellenti del mondo dell'imprenditoria, della sanità, del volontariato. Padrone di casa del premio Fasano, ancora una volta, Albano Carrisi, che ha aperto agli ospiti le porte della sua tenuta a Cellino San Marco. Ci diamo da fare affinché questa terra rimanga grande, di fatto lo è. Edizione numero 6 per il premio dedicato da Giuseppe Fasano a suo padre Nicola, maestro ceramista di Grottaglie, scomparso qualche anno fa, alfiere di una tradizione tramandata nel corso di 4 secoli. Chi porta valore aggiunto nel nostro territorio deve essere premiato e poi c'è il problema del valore che deve essere tramandato da padre in figlio. Quanti di noi, vedi mio padre, io che mi ha passato a me, io lo sto passando a mio figlio, queste tradizioni che si tramandano da padre in figlio devono essere rinforzate dall'aiuto delle amministrazioni. Annalisa La Selva, TGR Puglia. In chiusura sentiamo che tempo farà sulla Puglia nelle prossime ore. Un cordiale saluto a tutti da Alex Guarini di Rai Meteo. Pomeriggio all'insegna del sole alternato a nubi sparse sulla Puglia. La possibilità di qualche piovasco occasionale non esclusa sulle zone interne della Batte, del Barese e del Brindisino. Più sole invece altrove, alternato comunque da nuvolamenti irregolari con temperature in calo rispetto a ieri. Oggi le massime oscilleranno tra 21 e 23 gradi, punte localmente superiori soltanto sulle pianure interne del Foggiano, del Tarantino e dell'Eccese. Da notare inoltre un rinforzo dei venti dei quadranti settentrionali, quindi venti di tramontana con delle raffiche tra il pomeriggio e la serata, soprattutto lungo la costa adriatica. Qui il mare tenderà a divenire mosso, a tratti anche molto mosso dalla sera, poco mosso invece lo Ionio. Domani mattina nubi residui ancora presenti sul Salento lasceranno spazio al sole su tutta la Puglia nel corso del pomeriggio, con temperature in ulteriore diminuzione e ventilazione ancora vivace dei quadranti settentrionali. Con questo è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata. La nostra agenda degli spettacoli: al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, primo appuntamento del Festival Lector in Fabula con lo storico Alessandro Vanoli, che presenta il suo libro Storia del mare alle 20:30. Il racconto di Napoli attraverso il calcio alle 21 al Giardino dell'Opera Pia di Soleto. Peppe Servillo legge il romanzo di Maurizio De Giovanni Il resto della settimana. Alle 20 alla Casa della Musica di Ostuni il concerto del duo Voci di Luna. Francesca Salvemini e Silvana Libardo eseguono celebri colonne sonore del cinema italiano e internazionale. Cantautorato folk e musica popolare alla Papier di Acquaviva delle Fonti con il fisarmonicista salentino Ceidro, accompagnato da Roberto Cozzi e Gabriella Racano alle 21:30. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti. Da Andrea Tedeschi in studio, Alessandro Grasso in regia, un augurio di buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Puglia.